invito i cittadini di approfondire prima di decidere, ma non in maniera minacciosa. Lo dico, fatelo, volete farlo, non farlo, l'unica cosa che mi sento dire è approfondite bene cosa significa. Questa l'indicazione del governatore del Veneto e azionista di Veneto Banca, indicazione a seguito dell'offerta per l'aumento di capitale da 1 miliardo di euro partita ieri e che si chiuderà per i vecchi soci il 22 giugno. Un'operazione finanziaria che sta assumendo sempre più i contorni di una sfida tra soci e Fondo Atlante. Da una parte i capitani coraggiosi con in testa l'industriale Bruno Zago, dall'altra il fondo voluto dal Ministero e costituito dalla grande finanza per evitare il fallimento di Veneto Banca. Tutti vogliono il timone per evitare ognuno con un suo piano che questo Titanic affondi del tutto, pronti però a lasciare totalmente nel momento in cui vinca l'altro. Al momento il più determinato sembra Zago, che vede già ottimi segnali da vecchi ma anche nuovi investitori. Già da ieri pomeriggio sappiamo che ci sono soci che hanno già avviato la pratica di sottoscrizione, qualcuno è veneto e la compra perché è veneto, qualcun altro non è veneto, la compra perché ritiene che possa anche dare delle soddisfazioni. Noi abbiamo soci che io in questo caso neanche conoscevo e che hanno detto che sanno di pagare qualcosina in più ma non ritengono sia un cattivo affare.